Una sentenza simile, con motivazioni simili, in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non è solo pericolosa, ma segna un terribile precedente. Se Gino Cecchettin per ora ha deciso di non rilasciare commenti, Elena, la sorella di Giulia, si è invece sfogata con un post su Instagram dopo aver letto le motivazioni della condanna a Filippo Turetta. 143 pagine in cui, tra il resto, si definisce il numero delle coltellate inferte a Giulia, 75, non dovuto dalla crudeltà ma dall'inabilità e inesperienza dell'imputato. Parole che pesano come macigni per Elena, che scrive ancora: sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio. Motivazioni definite vergognose dal vice premier Salvini. Imbarazzante e vergognoso. Imbarazzante e vergognoso nel momento in cui tutti ci stiamo impegnando per ridurre questi odiosi atti di violenza nei confronti delle donne. Dire che 75 coltellate non sono frutto di violenza ma sono frutto di inesperienza è tragica. Spero che si siano spiegati male, perché se ci fosse veramente scritto così sarebbe drammatico. Ma queste motivazioni, spiega l'avvocato di Gino Cecchettin Stefano Tigani, sono complesse e vanno analizzate bene. La motivazione è complessa, va studiata approfonditamente. Non vorrei si dimenticasse che è una sentenza che ha condannato comunque una persona a un ergastolo molto solido, perché, e lo leggiamo nelle motivazioni bene, la premeditazione è veramente granitica e inscalfibile, se si può dire così, ma anche il mancato riconoscimento delle generiche è solido e ben motivato, però la Corte ha confermato un proposito criminale straordinario. Dopo, sulle circostanze aggravanti non riconosciute, è logico, noi sosteniamo che ci fossero, lo abbiamo detto anche in discussione, per cui non torniamo certo sui nostri passi. Tigani, da tecnico qual è, spiega poi. Non vorrei ragionassimo di pancia, perché sarebbe da parte nostra poco professionale. Siccome noi siamo dei professionisti, restiamo sul tecnico. Il fatto che l'aggravante della crudeltà possa essere giustificato da 75 coltellate non esiste, nel senso che la giurisprudenza richiede comunque di più, o meglio, non è scontato che un numero spropositato di coltellate sia considerabile come aggravante di crudeltà. Noi riteniamo che però non ci fosse solo questo elemento, cioè noi riteniamo non c'era solo questo elemento per consentirne il riconoscimento, e su questo andremo certamente avanti. Ci sono dei giorni adesso che ci separano da un'eventuale impugnazione e avremo bisogno di vederci, ma lo faremo a breve anche con Gino, i familiari, poi c'è la questione anche della nonna che non c'è più, quindi sono questioni oltre che di merito anche tecniche che dovremo approfondire.